mensa e dormitorio, questi giorni, queste 2 settimane, diciamo, che cambio ha visto praticamente rispetto alla vostra attività consueta quotidiana? Diciamo che c'è stato un incremento di circa il 20%, siamo sulla cinquantina abbondante di pasti al giorno. Abbiamo messo una barriera di sedie davanti al tavolo di distribuzione per favorire la distanza di 1 metro tra gli operatori muniti di guanti e mascherina e quindi operatori volontari. Quanti operatori mettete in campo in questi giorni? Diciamo 6 al giorno. E ci sono problemi nel reperirli o appunto avete continuato ad avere appunto una buona, sufficiente, diciamo, risposta a questo punto di vista? Grazie a Dio fino ad oggi ci siamo riusciti. Un problema a mantenere l'ordine? Riusciamo nel senso che abbiamo differenziato l'ingresso e l'uscita dalla mensa e abbiamo diminuito il numero dei posti a tavola, siamo passati da 30 circa a 10, mantenendo le distanze previste dalla normativa, e abbiamo fatto un percorso a freccette, distanziando 1 metro dall'altro per costruire la fila esterna alla mensa stessa. Voi avete anche un dormitorio. Il numero posti è di 25 posti letto normali. Sì. Stiamo progressivamente arrivando ai 13 posti letto, cioè 1 per camera, per garantire la situazione.